Direttore, allora, un progetto di vita, in che ruolo si inserisce INAIL in tutto questo? INAIL intanto ha una competenza sulla disabilità, sulla gestione della disabilità da lavoro e nella gestione di questo delle conseguenze che derivano dall'infortunio o da una malattia professionale. Da tempo abbiamo fissato il nostro mantra, abbiamo individuato la nostra direttrice di marcia nel mettere la persona al centro, il che significa non dare a tutti le stesse cose, ma valutare attraverso appunto l'apprezzamento delle conseguenze dell'infortunio di che cosa in particolare ha bisogno la singola persona infortunata. Quindi qualcuno può gradire lo sport e qualcun altro può gradire invece un impegno un progetto sulla cucina, sulla floricoltura. Noi elaboriamo progetti su misura a seconda della persona che ci troviamo di fronte. Non ci muoviamo in modo generico, ma attraverso l'ascolto. Prendiamo in carico l'infortunato la persona non appena subito dopo l'infortunio. Attiviamo dei percorsi sostenuti anche dal contributo di uno psicologo che mettiamo a disposizione della persona, ma anche della famiglia, dei cari, dei figli, delle mogli attraverso quello che viene apprezzato durante questo percorso di ascolto. Costruiamo poi un progetto che possa essere esattamente coerente con le aspettative, con le intenzioni, con i desideri, anche con i progetti che l'infortunato aveva già in animo di realizzare. Lei è intervenuta nell'ambito appunto di questo convegno organizzato dal CIP, Comitato Paralimpico Veneto. Ci può riassumere il suo intervento, in particolare su quali aspetti ha voluto insistere e perché? Allora, ho insistito sul concetto di persona. È la persona che ci ispira, noi facciamo delle proposte alla persona, all'infortunato, ma è la persona e il dialogo con la persona che ci induce poi e ci indirizza nella definizione di progetti effettivamente utili al destinatario. Ho insistito anche sul fatto che non si può pensare ad un progetto unico, a un singolo progetto, ma a un progetto che parte dalla restituzione della persona alla famiglia. Quindi interveniamo nell'abbattimento di barriere architettoniche, nell'adattamento della casa di abitazione perché possa essere goduta e fruita a prescindere dalla disabilità residuata a seguito dell'infortunio, e poi l'intervento a livello lavorativo, per cui finanziamo progetti perché la persona possa tornare a lavorare, a produrre, a sentirsi parte di una comunità anche produttiva, ma lo deve fare, garantiamo che lo faccia in sicurezza per se stesso e per i colleghi di lavoro. Finanziamo riadattamenti di postazioni di lavoro. Perché dopo un infortunio non sempre, anzi non è raro, che chi appunto riprende a lavorare abbia necessità, abbia esigenze differenti. È frequentissimo che dopo un infortunio non si possa tornare non solo nella stessa azienda ma nella stessa postazione di lavoro, per cui in accordo con le aziende noi elaboriamo progetti che permettono la restituzione del lavoratore a un mondo produttivo che lo deve accogliere, però rivedendo i moduli organizzativi e automatizzare una macchina perché la si possa mettere a disposizione anche del lavoratore infortunato. Noi queste cose le facciamo da tempo, non da soli, è necessaria la collaborazione del datore di lavoro che riaccoglie il proprio lavoratore infortunato in condizioni diverse,
e lo stesso lavoratore. Sono percorsi non semplici perché non sempre il lavoratore infortunato si sente in condizione e apprezza le sue effettive possibilità lavorative. Va accompagnato. Quindi contemporaneamente i progetti si integrano, il progetto di supporto psicologico, il progetto con la famiglia, il progetto con il datore di lavoro, e non si esclude un progetto di reinserimento attraverso lo sport. Tutti questi progetti vanno insieme, non sono alternativi per INAIL, possono coesistere. In particolare il progetto di reinserimento per meglio dire, lavorativo tramite lo sport, come funziona, come può funzionare? Intanto abbiamo delle associazioni che accolgono i disabili perché facciano anche da promotori della pratica sportiva. I video che ho proposto e le testimonianze che abbiamo proposto raccontano di ragazzi, di persone che si sono reinventati, si sono rivisti in attività che non facevano neanche prima, e quindi lo sport aiuta a potenziare, a raccontare allo stesso infortunato che la disabilità può essere superata con il potenziamento, con le protesi, con potenziamento muscolare, con lavoro di squadra. Ovviamente ad ognuno deve essere offerto poi lo sport a cui può accedere, e questo è un lavoro di equipe che facciamo con assistenti sociali, medici e con il CIP. Ecco, in tal senso con il CIP quali accordi avete, a quali obiettivi mirate? Allora, con il CIP noi lavoriamo dal 1960 e con il CIP noi abbiamo accordi che ci aiutano a inserire i nostri infortunati, le persone infortunate e per effetto dell'infortunio diventati disabili, di accedere a vari campus sportivi, vengono illustrati varie possibilità, che ne so, proponiamo il tiro con l'arco, la canoa, lo sci. Ovviamente non possiamo dire provate a fare sport, lo possiamo proporre, ma con l'assistenza di tecnici che il CIP mette a disposizione, con degli allenatori sportivi che il CIP mette a disposizione, anche dei nostri infortunati.